buongiorno, un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci puntuali come sempre all'appuntamento con Family Salute e Benessere. E oggi il nostro gradito ospite è Mattia Dalleva, che è un dottorando dell'Università di Udine, collegato a Scienze Motorie, poi ci facciamo spiegare bene effettivamente, no, in che cosa si sta specializzando. E oggi interviene in seguito a una trasmissione, a un approfondimento che abbiamo fatto proprio nell'ambito di questa trasmissione con la persona, con il professore che dirige Scienze Motorie, il professor Lazer, e abbiamo parlato di un progetto che ha coinvolto più discipline in ambito universitario, Run for Health. Bene. Mattia Dalleva, intanto buongiorno, grazie per essere qui. Abbiamo fatto il preambolo, abbiamo spiegato perché qui nei nostri studi per approfondire ulteriormente questo progetto che mi pare sia destinato a continuare, anzi ad avere ulteriori approfondimenti. E abbiamo detto dottorando UniUd, Scienze Motorie. Mi spieghi bene in che cosa, perché so che lei segue una branca particolare. Sì, allora nell'ambito delle scienze motorie sono inserite all'interno del Dipartimento di Area Medica che coinvolge più figure e più curriculum dal punto di vista sia didattico sia di ricerca. Quindi io 2 anni fa ho vinto il dottorato in scienze biomediche e biotecnologiche e uno di questi posti di dottorato era riservato al curriculum in scienze motorie, in questo caso con il professor Lazer, e il progetto di cui io mi occupo è legato all'obesità e all'esercizio fisico, quindi io sono un dottorando in scienze biomediche e biotecnologiche del Dipartimento di Area Medica, però ho un settore specifico che è quello delle scienze motorie e che è quello un po' il mio background anche da un punto di vista accademico e di studi, in quanto sono laureato triennale e magistrale in scienze motorie. Sì, sì, adesso ci sono varie possibilità, no? Una volta che uno si prende, soprattutto nell'ambito, nel DAME, no? Uno può scegliere delle cose molto specifiche su cui prepararsi. Sì, diciamo che se si intraprende una strada poi anche nella specializzazione si continua verso quella strada, quindi nell'ambito delle scienze motorie a Udine c'è il percorso triennale che viene svolto a Gemona e poi c'è la specializzazione che nell'ambito sportivo e da quest'anno passerà nell'ambito della preventiva adattata, quindi esercizio fisico finalizzato più nel discorso della prevenzione primaria e secondaria con persone con patologie croniche, quindi si sposta il focus dallo sportivo all'esercizio nell'ambito della salute più in generale. Però lei ha scelto biotecnologie in sostanza? No, io il dottorato non c'entra niente. No, ma dico prima, è 3 anni. No, io sono laureato in scienze motorie, triennale e magistrale in scienze motorie, quindi io ho vinto il dottorato nel dipartimento. Il dipartimento raccoglie più ambiti, quindi scienze biomediche e biotecnologiche. Anche per spiegare ai nostri telespettatori, perché il dottorato è in scienze biologiche e biotecnologiche, però è una macro area e poi ogni anno ci sono dei progetti su tematiche specifiche, quindi il dipartimento è quello generale, però chi vince il dottorato può essere un laureato in scienze motorie che poi verrà spostato in un professore che segue un progetto relativo all'ambito delle scienze motorie, può esserci un posto dedicato all'ambito della nutrizione, alla biotecnologia, qualcosa di biologico, quindi diciamo che è una macro famiglia in cui poi ci sono determinati progetti specifici in base al curriculum di appartenenza. Ecco, vediamo qual è stato il suo ruolo nell'ambito di questo progetto di Run for Health. Allora, il mio ruolo è stato, ha più ruoli all'interno di questo progetto, nel senso che, come spiegava l'altra volta il professor Lazer, l'idea era quella di di sviluppare un progetto multidisciplinare che vedesse un po' la figura del medico, del cardiologo, un po' da referente, e noi di Scienze Motorie che abbiamo messo in piedi il progetto e che abbiamo seguito attivamente tutto lo sviluppo e anche
il seguire i partecipanti e affiancati da delle nutrizioniste che ci hanno accompagnato nel fornire le linee guida ai partecipanti durante questo anno di progetto. Però ecco, noi come Scienze Motorie, diciamo, siamo quelli che abbiamo messo in piedi il progetto, ci siamo occupati collaborando con tutte le varie figure nel reclutare i partecipanti, nel testarli e nel seguirli durante questo anno, così come per rinnovargli periodicamente il programma, nel ritestarli in determinati momenti dell'anno, e abbiamo organizzato poi quella che è stata la giornata finale con questa gara che fosse un po' a conclusione del progetto. In particolare io mi sono occupato del reclutamento insieme al professor Lazzer e di circa 300, abbiamo ricevuto circa 300 candidature. E noi abbiamo avuto proprio, no, Sì. in una precedente puntata abbiamo anche avuto due testimoni, Sì, no? due dei testimonial li chiamiamo, sì, del progetto, sì. 2 tra i migliori. 2 tra i migliori. Non a caso li abbiamo selezionati Proprio per partecipare alla trasmissione. Sono quelli che hanno ottenuto i risultati, sì, sono tra quelli che sono più ligi, tra in quelli che sostanza, scherzi a parte, quelli sono stati 2 tra i più seri. Uno ha fatto mezza maratona, l'altro ha fatto maratona. Diciamo, prima di arrivare a questo 41 ne avevamo inizialmente. E di questi 41 io ho curato la parte del reclutamento, la parte dei test iniziali insieme al medico, lo sviluppo del programma di allenamento e poi tutti i test, il monitoraggio e lo sviluppo poi del progetto. Perché lo ricordiamo che questo progetto chiaramente non è è esclusivamente per persone che devono essere valutate, selezionate, il focus principale del progetto era legato a persone con obesità di primo e secondo grado, ovvero con un indice di massa corporea tra 30 e 35 o sopra i 35, che però all'inizio, quando li abbiamo reclutati, dovevano essere in salute, quindi esenti da patologie cardiache, cardiovascolari, metaboliche neurologiche, polmonari. La sfida sarà proprio trattare invece persone che hanno patologie, riuscire a portarle. No, la sfida è quella di, no? la sfida in realtà più che focalizzarsi e poi spostare l'attenzione su persone con problematiche, la sfida importante di questi progetti è raccogliere dati, tirare fuori un messaggio e poi far sì che quelle persone che hanno partecipato siano da esempio per la loro famiglia e per le persone che gli stanno intorno. Perché il compito nostro che svolgiamo questi progetti di ricerca, così come nel mio ambito, ma così come in tanti ambiti, è quello di far sì che questo non sia solo un qualcosa di bello che rimane lì finalizzato, ma che sia uno stimolo per chi poi leggerà le nostre ricerche, chi poi ci osserva in televisione, che magari ascolta le nostre interviste, proprio per far sì che scatti quella scintilla per cambiare il proprio stile di vita. Il nostro progetto è stato curato, è stato monitorato, quindi è stato fatto tutto al dettaglio per far sì che si minimizzassero i rischi e il rischio di infortunio da parte dei partecipanti. Però ecco, il nostro progetto ha delle fortissime implicazioni pratiche, perché comunque alla fine del nostro progetto noi proporremo dei risultati su 2 metodi di allenamento che abbiamo confrontato, su 2 metodi di allenamento che possono essere proposti a persone con obesità di primo e secondo grado che magari vogliono iniziare un percorso di perdita di peso, quindi forniamo poi da un punto di vista anche scientifico tutta una serie di dettagli che possono aiutare la persona anche ad iniziare, ovviamente non in un ambiente come il nostro che era ipercontrollato, ma comunque in un ambiente seppur familiare, seppur da campo, comunque forniremo gli strumenti per iniziare, per appassionarsi. Ecco, speriamo che il nostro lavoro sia un po' da input, da stimolo per un cambiamento anche minimo dello stile di vita di qualcuno. Ma infatti i testimoni hanno detto, no, proprio abbiamo cambiato stile di vita, hanno parlato tanto della famiglia, quindi anche del coinvolgimento della famiglia, quindi aiuta a 360 gradi in sostanza questo progetto, come mi stava spiegando lei. Sì, la cosa bella è che è un po' come l'esercizio fisico poi ti porta un po' ad una dipendenza, però è una dipendenza che fondamentalmente non ha controindicazioni se fatta nella maniera corretta, e quindi il cambiamento dello stile di vita, il cambiamento delle abitudini avviene anche perché poi entri all'interno di un vortice che ti porta automaticamente a cambiare
stile di vita, inizi a fare esercizio, magari inizialmente anche un po' controvoglia solo perché è l'obiettivo di perdere peso, perché sai che c'è questo studio che più o meno ti fornisce tutti gli strumenti per farlo, però poi una volta che inizi ad assaggiare pillole di esercizio fisico, ti inizi a piacere, inizi a vedere che dopo qualche settimana ti senti meglio, Sì. l'allenamento lo tolleri di più, migliora la tua mobilità nel corso della quotidianità, nel salire le scale, nell'andare a piedi, nello giocare con i bambini. Quindi tutte queste cose ti portano poi ad appassionarti e da lì il cambiamento dello stile di vita, quindi l'esercizio, le abitudini alimentari, le cattive abitudini, quindi fuori pasto, piuttosto che stare attenti un aperitivo in più, un aperitivo in meno, diventano abitudini sane che tu assumi senza rendertene conto, perché sei tu che attivamente ti rendi conto che queste cose ti fanno stare bene e quindi poi le assumi senza qualcuno che sta lì a obbligarti a farlo. Inizialmente le linee guida e l'esercizio servono per farti entrare in questo vortice di benessere che poi automaticamente ti porta in maniera autonoma a scegliere quelli che sono i giusti stili di vita. Ecco, un po' il nostro obiettivo è stato anche questo e molti dei partecipanti che poi ci hanno dato tanta fiducia e che hanno seguito alla lettera quelle che sono state le nostre indicazioni hanno avuto questo. Quindi entri in questo vortice di benessere e lo fai perché ti rendi conto che... E continuerete ancora? Sì, stiamo continuando. Stiamo continuando, diciamo, è finita adesso la parte di raccolta dati di ricerca, adesso continueremo, comunque io sto continuando sempre a seguire questi partecipanti e anche perché spesso nelle ricerche quello che succede è che c'è quel periodo di ricerca, un periodo iniziale, un periodo finale, test e poi si finisce. Il nostro obiettivo è quello di continuare a dare supporto dal punto di vista di esercizio, dal punto di vista alimentare a questi partecipanti, anche se diciamo che la nostra fase di raccolta dati è finita, ma comunque il progetto va avanti. Bene, ringraziamo Mattia D'Alleva per essere stato nostro ospite, ricordiamo essere appunto dottorando all'Università di Udine. Grazie per essere stato con noi e ringraziamo i nostri amici telespettatori ai quali do appuntamento a giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.